ricordarmela, in cui praticamente il bianco a un certo punto spinge il pedone in D5 dopo che il nero arrocca e a un certo punto inizia l'attacco con G4 facendo re H2 e torre G1. Lo faremo? Lo faremo. Aspettiamo solo che arrocchi. Ok. Ciao ragazzi, passeremo oggi il mio account nelle mani di chi lo saprà gestire meglio. Siamo qui con il maestro Fide Paolo Formento. Ciao a tutti ragazzi, proveremo insomma a fare diverse partite, a commentare in diretta insomma le partite con le nostre idee. Va bene, vediamo che cosa uscirà fuori. Io direi proviamo un 5+5 o un 5 minuti secchi, vediamo un po'. Vediamo chi ci accetta intanto. Va bene. Che in realtà sanno che ci sei tu alla scacchiera. Ok, un indiano, cominciamo bene. Va bene. Cominciamo. D6. Andrea Stella dice che l'apertura che hai fatto è quella giusta. Sì. Dice sempre così. Lo so bene. Un pedone, dice sempre. Sì, No? esatto. Ma tu sei di questa idea, di questa corrente di pensiero? Beh, diciamo di sì, un po' come la pensava Korchnoi, nel senso che se non troviamo magari una confutazione immediata, ci può stare che corriamo Ok. un rischio e ce lo teniamo il pedone. Ok, qua lui vuole giocare una specie di est indiana ma senza il fianchetto, quindi non dovrebbe essere troppo un problema. Ok. Ecco, questo sistema qui ha un nome, perché spesso lo fanno, Regina C7, Sì. è tipo una sorta di Pirk, no. Ricorda quel setup, sinceramente il nome non lo so se è un nome specifico questa apertura, però ricorda sì molto una Pirk, effettivamente. La differenza in questo caso è che ho anche il pedone in C4, cioè rispetto se fosse... Ok, sì. Qui è migliorata, diciamo. Secondo me sì, perché il bianco ha più spazio. C'è una bella partita, se non sbaglio, di Karpov, uno di questi grandi campioni. Se riesco a ricordarmela, in cui praticamente il bianco a un certo punto spinge il pedone in D5 dopo che il nero arrocca e a un certo punto inizia l'attacco con G4 facendo re H2 e torre G1. Lo faremo? Lo faremo. Aspettiamo solo che arrocchi. Ok. Ok. Va bene, noi portiamo una torre contro la sua donna in C7. E già qua ci potrebbe essere qualche idea. Vediamo un po'. Vabbè, diciamo che questa spinta la possiamo fare. Ok, se lui blocca? Se lui spinge, penso, ecco. Ok. Già adesso ti dico, questa mossa la facciamo. Intanto quella l'ha fatta. Sì. Perché il nero qua vedi che è un po' schiacciato con questo alfiere. Questa mossa non serve. Ha tolto un ulteriore difensore sul re. Sul re, capito? Noi portiamo la torre intanto. Penso che adesso comincerà a capire cosa voglio fare. Sì. Ok. Allora, questa mossa vediamo se tatticamente intanto funziona, perché È vero. ci potrebbe essere una scoperta, giusto? Sembra che abbia sbagliato. Cioè, poi forse cade il pedone in C4, perché cavallo per, facciamo così. Noi prendiamo il suo cavallo e poi rimane questo indifeso. Però la posizione si è aperta. Vediamo un po'. Facciamola. Sì, lui non l'ha visto ovviamente perché gli è andata bene che c'è il pedone C4 in presa. Sì, però comunque ci siamo attivati i pezzi. Ci potrebbe anche essere un'idea. Tanto il pedone in B2 in realtà non serve. Certo. Non serve. Pensavo di portare l'alfiere o qua o qua. Ma sai, ti dirò... Perché se lo metti in D4 lui ti può spingere davvero il pedone, no? In C5, però poi gioco cavallo B5 se spinge. Perché attacco la donna e il cavallo con la torre. Quella è l'idea. Ok. È lo stesso trucchetto che hai fatto tipo nella nostra partita. Vedi che torna indietro.
Ok, torna indietro, noi qua avanziamo. Possiamo giocare una mossa come F4. Ok, e già adesso qualcosa si muove qua su Sì. G7. Ora però vediamo. Ah, qua c'è una bella idea, guarda, su presa, quando prende di pedone, cavallo di 5. Bella. E qua abbiamo vinto, abbiamo guadagnato un pezzo con l'inchiodatura. Prima partita direi andata bene, entro le 20 mosse. No, perché questo comunque è un sistema un po' passivo secondo me per il nero, c'è un'Est indiana peggiorata. Ok. E quindi, per esempio, l'avevo giocato una volta contro il maestro Mogranzini e mi ricordo che era stata una distruzione quella partita, cioè avevo perso malamente. E Quindi, da lì in poi ok, non l'ho ok, più quindi rigiocato. secondo te dov'è che ha sbagliato lui? Ma secondo me ha sbagliato. Vabbè, il sistema è passivo, ripeto. E poi queste manovre della torre in D8 e degli alfieri chiusi non è Ok. stato molto bello da vedere. Ok, una slava. Ci aspetta una slava probabilmente. Cosa giochiamo? Cavallo C3 e 3 o fianchetto? Io voto sempre per il fianchetto, Vai, però... fianchetto. Ok. Ok, qua possiamo giocare cavallo C3, perché tanto quando prende il pedone noi avanziamo al centro. Ok. Ok, non prende. Molto bene. Qua mi sembra di ricordare che donna D3 è una buona mossa perché Mm, semplicemente sosteniamo la spinta in E4. sì. E pedone per C4? Avrei preso con la donna e poi il problema è che su B5 c'è il pedone in C6 Ok. debole. Ok. Qua è importante ricordare dunque la casa E2 Sì, perché il nostro piano è comunque portare il cavallo in sì, E5, la torre in sì. D1 e costruire comunque un attacco. Mm, mm, Ecco, una mossa del genere, torre D1, sì. cavallo E5. Già qua abbiamo un netto vantaggio perché qua rischia, eh? Qua rischia un bel po'. Faccio fatica a vederla. Se spingiamo in C5 abbiamo Ah, vinto, quindi wow, è rischiosissima questa wow. qui, No, veramente. questa non l'avevo vista. Sì, perché sembra che non faccia nulla quell'alfiere in F4, no? Perché Eh, dici, tanto davanti alla regina c'è l'alfiere. sì, l'obiettivo appunto è distogliere il. Vedi, ha fatto G5 proprio per impedirmi questo piano, Sì, però, però, esatto. non è un problema tornare indietro, ma c'è da calcolare anche C5. Mm, 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 Presa, mm, mm. presa. Però non è necessario, direi che possiamo tranquillamente tornare indietro, possiamo tornare anche qua Ok, e poi adesso giochiamo contro l'indebolimento, quindi possiamo anche avanzare poi con F4 per aprire questa diagonale. ti conviene cliccare nel vuoto, se clicchi col sinistro. Ah, ok, Sì. ok. Minore freccette. Si è indebolito parecchio. Ok. Questa era la mossa che mi aspettavo Mm, e allora posizioniamo l'alfiere qua. bella. Adesso abbiamo delle idee tattiche basate anche sulla scoperta. Sì. Ok, qua a livello strategico non è male cambiare perché comunque gli rimarrebbe Certo, l'alfiere cattivo. però forse hai più potere d'attacco. Esatto, è quello che pensavo esattamente. Quindi io direi di mantenere Ok. questo alfiere perché ora che ha fatto Sì. G5 lo dobbiamo punire in qualche Sì, modo. sì, sì. Tipo cavallo G4, no? Per aprire la diagonale. Bella. Sì. Tanto secondo me ora quel cavallo lo toglie perché no. Ah, vedi. Ok. Allora, qua cavallo G4 sembra molto forte, ma è anche interessante C5 per togliere spazio.
Se prende mi apro una colonna, anche questa è un'idea. Però ovviamente insomma cavallo G4 è una mossa più semplice, non serve rischiare in questa posizione. Poi qua minacciamo anche alfiere E5. Quindi sta veramente male il nero qua. Vedete? Cioè, Sì. ha lasciato l'alfiere chiuso. Diciamo che è perlomeno dubbia questa mossa perché come minimo c'è questa, poi c'è anche donna F3 e Sì. il nero qua si Più inchioda che da altro che solo. perde una torre secca, mi sa. Sì, direi di sì. Ok, abbandonato perché... no. Riusciamo ad andare oltre le 20 mosse? Vuoi esaminare la partita e vedere un po'? Sì. Allora, diciamo che in questa variante con il fianchetto è una slava dove il nero deve giocare in maniera un po' più attiva. Tipo qua la mossa principale è la presa, a cui può seguire per esempio A4. A4 è una mossa importante che evita B5 e se non sbaglio qua il nero deve fare A5. Il bianco può riprendersi il pedone chiaramente con cavallo D2, cavallo B6, insomma a un certo punto si suppone il nero per aprire questo alfiere dopo l'arrocco farà E5, così l'alfiere poi può uscire fuori. Quindi per esempio su E4 ricordatevi sempre E5, perché è l'unico modo per aprire questo alfiere. Non solo per la forchetta in questo caso, ma a prescindere questa è una mossa che si deve fare praticamente sempre. Ok, dopo donna D3 secondo me il bianco ha già una partita abbastanza semplice, forse prendere in C4 come dicevi te ed E5, sì, questa è la reazione classica, poi torre D1, donna magari in E7, A4 per prendere spazio. Sono tutte posizioni dove il bianco comunque ha sempre un leggero vantaggio, un po' di pressione. Non c'è mai una parità immediata per il nero. Deve sempre un po' risolvere dei problemi importanti. E qua insomma abbiamo avuto un gioco facile perché la casa E5 adesso la occupiamo e li blocchiamo quindi l'alfiere. Alfiere F4, vedete che qua sulla diagonale sta molto bene questo alfiere. G5 torniamo indietro, alfiere C3, presa, alfiere C5 e vedete ancora una volta, dato che il nero si è indebolito sul lato di re, noi manteniamo questo alfiere, cavallo G4, sì qua tutto va bene, cioè anche torre C1 come dicevo con qualche idea come C5 non è male. Anche H4 effettivamente. Cavallo G4 comunque sembra molto invitante. E va bene, qua ho sbagliato subito. Va bene ragazzi, allora prima di fare un'altra, io direi salutiamoli, così se vogliono seguire altre partite ci devono seguire. Sì. Iscriversi al canale se ancora non l'hanno fatto e ci vediamo alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao.